Buonasera a tutti. A nome del Centro Culturale Paolo VI e del capitolo della Cattedrale, saluto e ringrazio le autorità ecclesiastiche e civili intervenute. Saluto il Vicario Generale della Diocesi di Como, Monsignor Ivan Salvadori, che interverrà al termine. Saluto la dottoressa Anna Bollero Maccaleo in rappresentanza del Sindaco Signor Alessandro Latinese. Saluto la dottoressa Maria Grazia Sassi in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Como. Saluto il Sindaco di San Fermo della Battaglia, Signor Pierluigi Mascetti. Saluto la dottoressa Paola Capozzi in rappresentanza del Questore di Como, dottor Marco Calì. E saluto naturalmente di cuore tutti voi intervenuti questa sera. Prima di lasciare subito la parola a Don Nicolas Negrini, che ringrazio splendidamente per la collaborazione nell'organizzare l'incontro di stasera e che ci introdurrà a questa elevazione, sono doverosi alcuni ringraziamenti al maestro Marco Raimondi, al coro e all'orchestra dell'Accademia Amadeus, all'organista Enrico Raimondi e alle voci soliste Claire Nesti, Jay Kim, Luciano Grassi e Ataka Tabata. Ringrazio Don Andrea Straffi per la consulenza artistica e musicale. Ringrazio tutti i volontari del Centro Culturale e della Cattedrale per il supporto essenziale a questo evento. Ricordo di spegnere i cellulari e di non interrompere l'esecuzione con applausi neanche tra le due opere. Chi volesse all'uscita potrà lasciare un'offerta per permetterci di offrire ancora una volta l'anno prossimo un momento come questo. Grazie. Buonasera a tutti, da parte del capitolo della Cattedrale il nostro saluto e il nostro ringraziamento anche al Centro Culturale Paolo VI e alla dottoressa Anna Rossi che ha appena preso la parola. Era il 1797 quando Haydn si accinse a comporre per un dovere di contratto una messa a cui lui stesso diede il titolo che trovate scritto anche sul libretto, Missa in tempo rebelli, nel tempo di guerra. Era l'anno in cui il suo paese, l'Austria, era in guerra con la Francia di Napoleone, sia su questi territori italiani che anche sul fronte tedesco. Questa messa, chiamata anche Pauke Messe, a motivo della strumentazione soprattutto dell'Agnus Dei, è molto interessante, non ci interessa fare un'analisi, ma due elementi sono importanti per l'ascolto. È una messa che recupera elementi della tradizione compositiva precedente, ma è anche una messa dell'ultimo Haydn, quando lui, diciamo così, guarda molto avanti. E se faremo caso ascolteremo le prime tre parti, Kyrie, Gloria e Credo, ci sembrerà di essere pienamente portati nel fiume della tradizione classica, potremmo dire, le messe di Mozart. Un affugato in stile classico, un modo di trattare per esempio Et incarnatus est, et sepultus est, et resurrexit, in maniera diciamo quasi onomatopeica, per cui et sepultus la musica scende, poi et resurrexit tutto risorge. Ma dopo, dal Benedictus del Sanctus e tutto l'Agnus Dei, cambieremo un mondo. Sembrerà di essere travolti, come forse era stato travolto anche lui, da quel tempo di guerra. L'Agnus Dei sarà pieno di fanfare militari richiamate dagli ottoni, che sentiremo, che danno il nome alla messa appunto, ma il tutto si chiude con un'invocazione che è una supplica forte, e la liturgia si conclude con queste parole: Dona nobis pace. Era il 1797, oggi è il 2024. Abbiamo ancora bisogno di fare questa supplica, Dona nobis pace. Ecco perché allora abbiamo scelto questo brano per questa serata, che vogliamo vivere con un testo non soltanto di elevazione artistica, ma anche di elevazione spirituale. Vi chiediamo due gesti. Il primo è quello di vivere tutto l'ascolto senza interrompere con applausi. Abbiamo avvisato anche
l'orchestra del coro, perché non è per mancanza di rispetto, ma per non interrompere questo flusso che la musica ha in se stessa. Allora ascolteremo tutto senza interrompere con applausi. E al termine del Dona Nobis Pacem, la campana civica, la campana grande della cattedrale suonerà per circa un minuto, in cui silenziosamente potremo pregare per non dimenticare tutte le guerre. Questa allora vuole essere la nostra serata. Ringraziamo tutti voi che ce la potete donare, ringraziamo voi che siete qui con noi a partecipare. Grazie, buon ascolto.
contemporanea hanno fatto silenzio. Molte volte nel corso della storia è accaduto che il metallo delle campane venisse fuso per preparare cannoni di armi di guerra. Questo venne anche al tempo delle guerre napoleoniche, quando fu composta la missa in tempo rebelli, la Paukenmesse di Haydn. E così è accaduto che la materia, il metallo destinato a cantare la gloria di Dio e evocare la pace sugli uomini, ha intonato le marce della guerra, della distruzione e della morte. Questa sera noi ci auguriamo che possa accadere il contrario, che taccia la guerra e gli uomini possano tornare a intonare l'armonia della pace e della concordia fra gli uomini. È con questi sentimenti che porto a tutti il saluto del nostro Vescovo, il Cardinale Oscar Cantoni, mentre ringrazio vivamente il Centro Culturale Paolo VI che insieme alla Cattedrale e con il patrocinio del Comune di Como ci hanno permesso di ascoltare tra le volte di questa meravigliosa cattedrale le note di Haydn. Non posso naturalmente non ringraziare sentitamente il coro sinfonico e l'orchestra dell'Accademia Amadeus, dirette dal maestro Marco Raimondi. Grazie perché questa sera avete intonato per noi il Miserere Nobis, ma anche il Resurrexit fino all'ultimo accorato appello Dona nobis pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Grazie.